Buona giornata e ben ritrovati con 7 in punto. Vi parlo da studio, ma in realtà la puntata di quest'oggi è completamente girata in esterna. Nei giorni successivi, nella settimana anzi successiva alle mareggiate e all'Acqua Alta Venezia, parlo di mareggiate perché abbiamo seguito soprattutto la situazione sulla costa, per cui i nostri servizi che seguiranno vi vedranno trasportati a Lido di Jesolo, a Eraclea, al Cavallino Tre Porti e poi anche a Pellestrina, un po' per capire come si stia reagendo ai danni subiti e soprattutto anche quali siano i provvedimenti da prendere al più presto. Storie e personaggi in questa mezz'ora assieme a 7 in punto. L'accesso al mare è diventato proprio un fiume in pieno. Sì, l'accesso al mare era praticamente un torrente che dove ha trovato da poter scaricare l'acqua l'ha scaricata. Diciamo che i seminterrati qui nella zona sono andati tutti sotto il 1,70 m, 1,80 m di acqua, perché quello è stato più che altro il livello dell'acqua, insomma dell'acqua salmastra, però non tanto acqua di fiume ma acqua salata con salsedine, con tutte le conseguenze del caso. Acqua che distrugge, danneggia, qui c'è tutto da buttare, c'è molto. Qui c'è tutto da buttare, diciamo che tutte le parti elettroniche, tutto quello che dobbiamo ancora recuperare, le parti elettriche, cioè tutti quei materiali, i motori frigoriferi, cose del genere, lavatrici, non lavatrici, sono tutta roba che non puoi assolutamente recuperare, perché una volta che la salsedine è entrata all'interno, anche lavandola, anche asciugandola, però non si recupera più nulla. Presidente, prima ci diceva una battuta che però riprendo, che sostanzialmente con le dune messe davanti alla spiaggia in qualche modo ha salvato altre tratti delle Nile, ma non questo. Sì, diciamo che abbiamo fatto un incontro anche con l'amministrazione comunale perché abbiamo visto che il progetto che avevamo portato avanti noi da qualche anno con le dune sull'Arenile ha fatto sì che tutte quelle, tutti quegli alberghi, tutti quei condomini che sono adiacenti al mare non hanno avuto assolutamente nessun tipo di danni. È stata l'unica soluzione che abbiamo percorso e che ha dato degli esiti positivi. Questo sarà riproposto in tutta Jesolo, diciamo che l'amministrazione comunale si è fatta promotrice di quello che può essere un progetto che comprenda complessivamente tutta la spiaggia di Jesolo. Sarà nostra cura portarlo avanti, però logicamente questa non è la soluzione dei nostri mali, questo è un palliativo, questo è una situazione per affrontare un po' l'emergenza in questi termini. Se dovesse esserci di nuovo una situazione del genere, penso che la diga sia solo una prima fase di affrontare l'emergenza. Senz'altro devono essere creati dei presupposti perché possa essere contrastata queste situazioni, che poi non sono più delle situazioni eccezionali, ma sono delle situazioni che anno dopo anno stanno diventando quotidianità, stanno diventando ormai cose di tutti i giorni, insomma. Di fronte al suo Arenile c'erano dei pontili fino a circa 20 anni fa. Questi pontili potevano aver salvato? Potevano essere rimessi da questo punto di vista? Ma diciamo che col senno di poi si può dire anche che magari i pontili avrebbero quantomeno risposto in maniera diversa a quello che è stato il fatto di averli rimossi nel 2000 col Consorzio Venezia Nuova. Sono stati tolti perché c'era troppa sabbia nella pineta. Diciamo che questo ha fatto sì che la spiaggia, cioè che la sabbia che si fermava nella pineta sia andata a fare una sorta di ripascimento in tutto il litorale isolano, quindi ne hanno beneficiato un po' tutti anche nella parte centrale. Però viste le emergenze, vista la situazione, diciamo che c'è un progetto che dovrebbe partire a giorni per il ripristino quantomeno di una parte di pontili. 4 pontili mi sembra dovrebbero partire nello spazio di 15-20 giorni. Vedremo, solo il tempo potrà dare delle risposte, dare degli esiti, perché noi auspichiamo che questo possa essere una soluzione, quantomeno una soluzione che possa affrontare l'emergenza. Fatto sta che però purtroppo abbiamo dei problemi strutturali, dei problemi anche di apporto di sabbia, perché una volta il Piave portava 400.000 metri cubi di sabbia all'anno, adesso ne porta 40.000, quindi l'erosione è sempre la stessa, è il ripascimento naturale che non c'è più. Signor Giuseppe Vianello, Beppi, nel 66 e pochi giorni fa, che differenza ha visto? Che differenze ci sono state? Come tempo da 66 paragonare al diluvio universale.
L'altro giorno resta tempo sì, ma che ne restate più cattivi anche dopo gli anni. Non è che sia stato proprio, se sta un colpo grosso, se sta un colpo di Shirokai ma che dura poco, mai se dura tanto. Ma l'acqua che differenza ha avuto lei? L'acqua ha fatto differenza di oltre 20 centimetri, da 66 a oltre 20 centimetri e più qua. Difatti l'acqua alta è arrivata a 2 metri, qua passava per da qua l'acqua, che sto anno si è fermata. Ecco. Lei se la ricorda come nel 66 quell'acqua? Dove le arrivava? In cortile abitiamo a casa di Ando, che è Mauro. In cortile mi arrivava da qua, veniva l'acqua dentro per i balconi, a piantare. L'acqua veniva per i balconi, difatti, se dico un po' di storia, c'era il moio che è l'agere dea, che erano quegli ageri vecchi, l'acqua aveva l'agere, andemmo a cappare a terra da dentro e mettemmo col velo un agere così largo, proprio robe da fantoini, da fiori. E dopo ha rotto il moio e ora abbiamo fatto il giro per casa di Asso, venuti a recuperare la roba, un fiaicare che aveva 4x6, 4 vedei, vacche, aveva gallina e tutto quello che fa bisogno sono. E i vedei non sapeva dove portare, io portai in granere, sa che sue case una volta era in granere, io portai su pesca e io via. Per sé io ho fatto con le case un aiso per mettere chi va a sopra, e andai sopra, ma dopo l'acqua e vai, stai in acqua, per la bestia. E mi era il curtino che guardava salvare, portava le baie di paglia sotto le vacche e era sotto acqua. Ma no, in momenti non si capisce neanche niente, una baia di paglia come può tenere in acqua, capisci? Eppure abbiamo fatto tutto. E torniamo in letto, se Dio mi lascia stiamo qua, non riusciamo più a stare in piedi e se casca a casa andremo sotto e basta. E dopo a notte ha fatto un fiato secca il giorno di Rio, se andato l'acqua e abbiamo tamponato il moio, lavoro di notte, perché si caffè a notte con i batane, sai cosa sono i batane? Carichiamo a terra e siamo arrivati fino sopra l'acqua, il moio che aveva fatto il buso, aveva fatto un buso da quella cavanna che è più grande, in fondo, butta a terra finché siamo arrivati sopra l'acqua. Fino a notte e dopo siamo stati salvi. Posso chiedere però se l'altro giorno, loro invece martedì scorso, ha avuto paura con questa nuova acqua grande? Ma l'altro giorno mi paura non avevo ciappato addirittura. C'era vento forte che non ho visto neanche, non sogno di notte, poi ma paura dell'acqua, non è una cascata, che non è in montagna, non è una frana, qua l'acqua viene, ma dopo va anche fuori, cioè non è da aver paura, è anche a pattinare, non è che voglia chissà che, qui fai agli bordi, tenere tutto in ordine, va tutto a posto. Ristorazione e turismo, ma prevalentemente nei mesi più caldi. A Pellestrina l'economia gira con quei comparti, ma un'isola vede nella pesca e nella cantieristica navale i punti di forza per portare nelle case dei 4.000 abitanti del litorale gli stipendi necessari per il sostentamento. L'acqua grande della scorsa settimana ha colpito una larga fetta di abitazioni, ma ha messo in ginocchio i pescatori che qui lavorano riuniti in cooperative. Da quella sera, una settimana dopo, com'è stata la ripartenza? Niente, la ripartenza è stata subito dal secondo giorno comunque, perché diciamo, per quello che riguarda i pescatori, la pesca, abbiamo perso dai 5-6 casoni con le reti, tutte le reti a dimora e tutto il resto, barche in riva, ci saranno qualche 10-15 barche che tutti hanno visto sono a fondo. E meno male che il cantiere Menetto ci sta dando una mano, una grossa mano, che ci stiamo mettendo a posto tutti, diciamo, i pontili, almeno i pontili per tirare su tutte le reti. Il 50% per quanto riguarda la pesca, il 50% delle reti a dimora sono andate disperse per la laguna. Per quanto riguarda invece l'isola è stato completamente un disastro, il 90% dei pian terreni sono andati tutti sotto, alcuni di 1,5 metri, cioè non è che sia venuta 2 dita d'acqua. E quello che più ha fatto paura non è 1,5 metri d'acqua, 1,60 m, 1,80 m, perché può venire anche 3 metri d'acqua, ma se l'acqua è ferma un conto, ma l'acqua faceva la velocità del vento. E devo dire anche che un amico mio francese ha un rilevatore di velocità del vento. Diceva che tra le 10:50 alle 11:05, 11:10 il vento era sui 100, 110, 120 km all'ora. Quei 7-8 minuti che l'isola sinceramente è andata a picco ha fatto punte di 186-190 km all'ora. Allora io dico, qui le rive sono tutte da rivedere. Perché? Perché intanto abbiamo capito che questa riva l'altezza non è adeguata.
e dopo sinceramente un occhio di riguardo ancora più forte e grande al muraglione, perché quella sera eravamo, vedete, qua c'è una careggiata che porta al mare e in un attimo l'acqua era 1,70 m, 1,60 m, 1,70 m. E siamo dovuti fuggire, per ovvi motivi siamo dovuti fuggire verso l'esterno dell'isola. Siamo saliti sopra noi li chiamiamo il monton, fatto da opere pubbliche di 300 anni fa, meno male che le hanno fatte 300 anni fa, e il mare, sono sincero, faceva più paura della laguna. Cioè il mare arrivava a lambire con tanto così, cioè se sorpassa anche là, non è più 1,5 metri, diventano 5-6 metri, cioè Pellestrina sparisce, effetto Vaillant. E quanto è durato per voi quegli attimi di terrore, quei lunghi minuti? Allora, i lunghi minuti, sinceramente, dalle meno 10 alle 11 fino alle 11:30 che chiamo là. E guarda, pali storti, ho un palo là che vi dà l'idea dove la barca era arrivata, cioè la barca là, l'acqua era uguale in strada, cioè meno male che tutte le barche di questa stazza sono bene ancorate, hanno tenuto un paio, però non ce l'hanno fatta, sono venute proprio come a Venezia il taxi in calle e sono venute in strada. Quindi, barche così, abbiamo detto, reti strappate, casoni distrutti. Cosa vuol dire questo per l'attività della pesca? Allora, per l'attività qui, perlomeno per riprendere, ci vogliono dai 700-800 mila euro. Per riprendere, dopodiché qualche santo se si mette la mano sul petto siamo qua a ricevere quello che c'è. Siamo di temperatura, non è un problema, però bisogna che qualcuno ci dia una mano. C'è qualcuno che addirittura non ha più nulla, cioè non avere i mobili in casa, per carità, non avere i mobili in casa, però se ha 4 tegole sola a testa, non avere il materiale per lavorare, ti c'è col culo per terra, cioè non ci può vivere, e alcuni veramente sono messi male. Quanti siete nella vostra cooperativa? Nella nostra cooperativa siamo in 66 ora e siamo una cooperativa che all'estate magari si raggiunge anche i 100 soci che fanno i lavori, chi lavora con gli antichi mestieri, chi lavora fuori in mare con le bevarasse, chi lavora con le vongole. Abbiamo tante attività, siamo una cooperativa polivalente, diciamo. Ecco. E quindi anche, si è parlato anche del mare e così via, quindi con bevarasse e altre cose, com'è la situazione? Sì, la situazione cambia, diciamo, totalmente, perché con le mareggiate intanto le vongole bisogna aspettare 10-12 giorni finché il mare si piatta, il fondo si piatta, cioè tutti hanno subito di tutto. Pochi giorni per provare a ripartire, ci spiegava Jonathan Menetto, titolare di un cantiere navale, ma almeno 2 mesi per riavere in funzione i macchinari andati perduti, divorati dall'acqua salmastra della laguna. Lavorare subito anche per darsi forza psicologicamente, reagendo a quei momenti di terrore quando sembrava che laguna da una parte e mare dall'altra si sarebbero mangiati l'isola. Anche al ristorante ai pescatori la normalità la si ricerca lavorando. Siamo ripartiti più o meno dopo 3 giorni. Però siamo stati qui una settimana intera, giorno e notte, a pulire perché l'acqua alta appunto ci ha lasciato il disastro, perché il comune ci ha imposto di fare le fosse biologiche all'interno del ristorante e di conseguenza oltre alla fanghiglia dell'acqua abbiamo avuto anche la nostra sporcizia, ecco, tra virgolette sporcizia, perché fatalità abbiamo pulito le fosse il mese prima. Quindi di conseguenza abbiamo dovuto dare una buona disinfettata a tutto il locale perché l'acqua ha portato tutto lo sporco di fuori più lo sporco, e di conseguenza ci siamo trovati improvvisati quella sera perché non pensavamo che l'acqua venisse a certi livelli. Siamo stati impreparati, quindi di conseguenza non abbiamo potuto salvare nulla noi di frighi e motori. Io e mio padre abbiamo potuto salvare quello che abbiamo potuto perché avevamo un pensiero anche della casa. Questo per la parte interna, poi per l'approvvigionamento anche, che altri problemi avete avuto? Abbiamo perso tutto e di conseguenza abbiamo dovuto rifare tutti gli ordini, abbiamo dovuto ricomprare i frighi nuovi, altri macchinari nuovi e quindi abbiamo dovuto ripartire da zero. Questa settimana com'è passata?
Beh, una settimana direi molto dura, soprattutto per gli abitanti di Pellestrina. È stata una settimana completamente dedicata alla ricostruzione. Pellestrinoti, come sono abituati, si sono rimboccati le maniche, hanno ricostruito case, attività produttive, barche. È chiaro che non bastano un paio di mani, serve chiaramente adesso l'aiuto anche dello Stato, serve l'aiuto della Regione per rimettere in piedi il tessuto sociale ed economico, e quindi servono soprattutto dei fondi, serviranno molti fondi per riportare Pellestrina sia dal punto di vista delle attività produttive ma anche dal punto di vista delle attività delle abitazioni private alla situazione pre-emergenza. Questo è fondamentale. Ecco, attività produttive in particolare hanno avuto danni per decine di migliaia di euro ciascuna, questa è la cosa oltretutto importante, però sono tutte lì che lavorano. Sì, è vero, e addirittura una menzione particolare io lo farei ai piccoli negozi di vicinato agli alimentari, i quali alcuni già il giorno dopo l'emergenza, in maniera chiaramente del tutto provvisoria, però avevano già riaperto i battenti, consentendo comunque ai residenti di poter fare la spesa e di poter mettere qualcosa in tavola. Ecco, a queste piccole realtà andrebbe fatto veramente l'applauso più grande. Parliamo di ciascuno invece dell'attività della pesca, per esempio. Che tipo di risposte ha bisogno immediate? Lo stesso, chiaramente ci sono intere famiglie di pescatori che hanno perso le proprie barche, altre barche sono state danneggiate. È chiaro che lì si rischia di mettere in ginocchio un settore che è già martoriato da normative e dalla crisi della concorrenza con altri paesi, quindi è evidente che anche in quel settore bisogna che ci sia un intervento dall'esterno che faccia un minimo da volano per il rilancio. I cantieri possono lavorare? Sì, adesso un po' alla volta tutte le attività stanno riprendendo, ci auguriamo che quanto prima si ritorni ad essere a pieno regime. Non sarà facile, questo è evidente, però comunque vedo che da parte di tutti i soggetti di Pellestrina c'è la volontà di rimettersi in piedi come prima. Ci accennava l'adrenalina dei primi giorni, che c'è sempre. Adesso invece, in questi giorni che avanzeranno, di cosa ci sarà bisogno? Beh, ci sarà bisogno anzitutto, le persone dovranno ricomprarsi quanto hanno perso, e nel 2019 non è facile vivere senza lavatrice, senza frigorifero, senza forno, fornello. Quelli sono ormai elettrodomestici di base che fanno parte del vissuto di ogni famiglia, e quindi la solidarietà di comunità sta facendo moltissimo. È chiaro che a mio avviso servirebbe una maggior regia da parte delle istituzioni a livello più alto, quindi comune e regione, mettendo in campo magari anche le forze di protezione civile che facciano da minimo coordinamento, soprattutto anche per le iniziative di beneficenza, perché beneficenza ce n'è stata moltissima, però rischia senza regia di essere un attimino disorganizzata e di non andare a destinazione di coloro che magari ne avrebbero veramente più bisogno. Abbiamo parlato delle persone prima di tutto, però le opere di salvaguardia le persone le devono salvare. Da questo punto di vista la mareggiata cosa ha portato via queste opere di salvaguardia? Beh, ha portato via degli elementi di difesa a fronte laguna che sono stati rapidamente riparati, però soprattutto ha messo a nudo tutte le difficoltà di questo sistema di difesa, in particolare l'altezza del muretto protettivo che va alzato di almeno altri 30 cm e il sistema di pompe idrauliche sotterranee che va anche lì sollevato per quanto riguarda i sistemi elettrici almeno di altri 50-60 cm. Invece positiva la tenuta lato mare, in cui le opere post 66, quindi il murazzo e la spiaggia, le dighe, hanno chiaramente impedito che si verificasse un nuovo 66 e quindi un incontro della laguna con il mare che sarebbe stato il colpo di grazia all'isola. Ultima cosa, si diceva delle pompe che alcune hanno funzionato, da capire come. Cosa insegna questa mareggiata? C'è anche da rialzare anche queste o cos'altro ancora? Insegna assolutamente che non bisogna dar nulla per scontato e che anche chi ha gestito le pompe in questi anni ha bisogno di fare una riflessione, se non altro, e capire che bisogna elevare i livelli delle centraline, dei contatori, tutto l'apparato elettrico il più possibile, perché sembrava impossibile 187, invece abbiamo visto che si è verificato e con i cambiamenti climatici può verificarsi anche il prossimo anno o anche 2 volte all'anno. Questo è fondamentale, non deve più ripetersi. L'acqua di laguna e canali a Lio Piccolo, in comune di Cavallino Treporti, supera spesso il livello di strade, campi e case. Ma l'altro giorno mi paura non avevo ciappato addirittura. C'era vento forte che non ho visto neanche, non sogno di notte, poi ma paura dell'acqua. Non sei una cascata, che non sei in montagna, non sei una frana.
Qua l'acqua viene, ma dopo avanca fuori. Ma anche se la paura viene combattuta con la forza dell'abitudine, ci sono delle condizioni nella quotidianità che chiedono un'attenzione speciale che qui nel cuore della laguna veneziana non sentono spesso, nemmeno in questi giorni di emergenza diffusa. Coltivare e lavorare qui nella piccola Olanda, come definiva, cosa significa? Cioè qui l'emergenza avviene più spesso di quello che si racconta sui giornali e sulle TV. Significa convivere con il pericolo, tra virgolette, della laguna, nel senso che la laguna, l'acqua è sempre pronta a trovare fori di entrata e noi siamo abituati a avere dislivelli che sono visibili dall'alto degli argini tra interno e esterno di anche 2 metri, quindi vuol dire vedersi la casa, se ipoteticamente l'argine crollasse, coperta almeno fino alla fine del primo piano. Significa convivere, noi la laguna l'amiamo, in certi momenti la temiamo, però è poi quella che caratterizza anche un po' i nostri prodotti, perché abbiamo un'elevata salinità che è dovuta appunto all'acqua della laguna, ma speriamo sempre che chi vive qua sia anche messo nelle condizioni di vivere in sicurezza. A Cavallino Tre Porti perché ha funzionato la prevenzione? Allora, abbiamo lavorato moltissimo, un po' dico siamo stati fortunati e un po' di fortuna ce la siamo creata perché abbiamo cominciato ancora lunedì mattina a lavorare insieme al consorzio di bonifica per far prevenzione. Abbiamo chiuso tutti i varchi, sigillati, abbiamo posto già dei sacchi dove sapevamo che ci fossero delle criticità, abbiamo sigillato la mura in determinati posti dove potevamo pensare a cedimenti e col consorzio di bonifica abbiamo abbassato tutti i livelli in modo estremo delle acque interne in maniera che se ci fossero stati delle infiltrazioni d'acqua comunque avevamo un bacino che potesse raccoglierla senza mettere in difficoltà le famiglie. Fino a 20 anni fa la pineta poteva vantare la spiaggia più ampia e profonda del Lido di Jesolo. Ecco quanto resta dopo la mareggiata di martedì scorso e ripetuti affondi del mare per il forte vento di scirocco che continua a spazzare il litorale. Costantemente ci arrivano notizie dall'ARPAB di situazioni meteo, di alte maree eccezionali che senz'altro ci mettono sempre in allerta. La Forza del Mare insiste molto spesso, soprattutto in questa zona di pineta. Sì, la zona della pineta è una zona molto penalizzata da qualche anno, mentre una volta era una zona che aveva una profondità enorme. Negli ultimi anni l'erosione ha fatto sì che sia scomparsa quasi interamente, diciamo, tutta la zona, almeno in certe zone. Noi sistematicamente ogni anno facciamo degli interventi assieme al Comune, assieme alla Regione per poter sistemare la questione, cioè tamponare un po' quello che è l'emergenza. Questo deve farci altresì pensare che questo fenomeno delle mareggiate, che ormai definirlo eccezionale credo sia anche sbagliato, perché ormai è eccezionale nella portata eventualmente, come è successo in questo caso, ma ormai è diventato una routine, è diventato un fenomeno che succede praticamente tutti gli anni, sempre in questo periodo, che poi ci si ritrova a dover affrontare anche nella fase prestagionale, perché anche maggio diventa un altro periodo per delle mareggiate, quindi non possiamo più continuare a sopperire alle emergenze, quindi a cercare soluzioni a posteriori, ma iniziare a progettare qualcosa che sia a tutela del territorio. Ci sono interventi da questo punto di vista anche in altre zone che possono essere presi come esempi? Ma gli esempi delle altre zone purtroppo sono validi nelle altre zone. Quando si parla di flussi, di maree, di spiagge, di foci, insomma, quando si tratta di problemi idrogeologici come questi, non c'è una soluzione che è valida per tutti. Territorio di Cavallino Tre Porti, com'è la situazione, Sindaco? La situazione oggi è buona, siamo riusciti con gli interventi di prevenzione fatti nel corso degli anni, sia sulle strutture, sugli argini, sulla spiaggia, ma anche di uomini e mezzi a tenere sotto controllo la situazione emergenziale. Abbiamo bisogno però di tante risorse, perché bisogna assolutamente continuare ad investire sugli argini, alzarli, sulla spiaggia, attività di prevenzione, ma anche sui mezzi e sugli uomini di protezione civile che ci hanno dato una mano e che dovranno continuare a darci una mano. Ci sono degli studi fatti qualche anno fa, finanziati dalla Regione, 300.000 euro mi sembra sia costato lo studio fatto dal professor Ruol dell'Università di Padova, che ha quantomeno evidenziato certe possibili soluzioni o percorribili soluzioni per ovviare questo tipo di problema. Senz'altro il mare non lo ferma nessuno, perché l'aspetto idraulico dell'acqua è proprio quello di andare dove vuole, quando vuole, come vuole. Una conta esatta dei danni ancora non c'è, ma la costa veneta si lecca le ferite per le ripetute mareggiate che l'hanno colpita per quasi una settimana. Un primo piano di interventi urgenti viene valutato dalla Confcommercio, attingendo su scala nazionale al cosiddetto Fondo Orlando.
Aiuti immediati per i ripristini più impellenti che la Unione Venezia della Confcommercio ha richiesto alla Confederazione sotto forma di contributi straordinari per le imprese commerciali più colpite dalle calamità. In questo momento l'ipotesi era di 20.000 euro per ogni azienda per le prime necessità. Poi dovremo fare un po' il conto, perché aspettiamo che tutti quanti i nostri associati ci mandino un resoconto dei danni che hanno avuto per verificare se la cifra è quella oppure leggermente maggiorata o diminuita. Poi un'altra attività che abbiamo messo in campo è quella di Fidimpresa, mettendo a disposizione un plafond inverno che dura per un anno circa di durata, un tasso agevolato da mettere a disposizione immediatamente per far fronte alle prime esigenze. I commercianti dovranno far prevenire la sede mandamentale di Jesola d'Eraclea, così come le altre sedi locali che si muovono in questa direzione nelle altre località balneari, gli appositi moduli per la stima dei danni. La liquidazione dei fondi avverrà in seguito, una volta pervenute le relative fatture. Tutto in maniera rapida, sottolinea Faloppa, perché si vuole riportare le spiagge litorali al massimo livello di efficienza richiesto dal turismo qualificato che Jesola d'Eraclea intendono continuare a garantire. Siamo veneti, ci rimocchiamo le maniche e tutto sarà perfetto. I costi saranno senz'altro alti, ma chi verrà da noi in primavera troverà tutto perfetto come sempre. 1700 metri cubi di rifiuti ingombranti. Ed è difficile e rispettoso chiamare rifiuti ingombranti quelli che in pochi minuti, da pezzi essenziali dell'esistenza di migliaia di abitanti dell'isola di Pellestrina, si sono trasformati in scoasse. I 1700 metri cubi di elettrodomestici e mobilia aggrediti dall'acqua salmastra della laguna sono quelli raccolti in meno di 9 giorni dalla quindicina di addetti di Veritas che stanno tuttora attraversando in lungo e in largo da San Piero in Volta a Caroman tutti gli 11 km di litorale di Pellestrina. E lo smaltimento rapido sta consentendo di ridare all'isola un aspetto più vicino al normale. Sul lato della laguna il lavoro è improbo perché i segni restano evidenti nelle case come sulle rive, ancora piene di tronchi e altro materiale trasportato dall'acqua alta, ma soprattutto nei racconti della gente. Il mio due figli che è casato là, sono via tutti, ha perso tutto. Tutte le cose di misteri, ha perso tutto. E io gli cerco di trovare roba, ma... Sta un po' di roba, ma è tutto sotto, fitto sotto le roba, non la torgono, perché c'è stato troppo un forte vento che il momento là, e l'acqua là dentro porta via tutto. La gente di Pellestrina si è rimboccata le maniche per rendere la quotidianità più vicina a quanto non potesse essere prima della notte fra il 12 e il 13 novembre. I pochi negozi hanno rialzato le serrande e anche l'unico supermercato del litorale, che dopo giorni di duro lavoro della ventina di dipendenti, è tornato a servire la popolazione togliendo i timori per il difficile approvvigionamento delle merci. Siamo in un'isola e solo questa abbiamo per fare le spese. In questi giorni com'è stato? Allora, in questi giorni in casa c'è sempre qualcosa, ecco. Però ci sono ancora 2 negozi piccolini, uno in fondo al paese di qua, uno di qua, e siamo riusciti a accomodarci, oppure a Chioggia, si va a Chioggia, si fa spesa. L'emergenza è ancora Pellestrina, quanto è durata? No, adesso sta tornando alla normalità, però c'era tantissima emergenza perché sono arrivate tante truppe da Verona, Vicenza, dei Vigili del Fuoco, sono ad aiutarci. Anzi, ringraziamo anche tutti quanti perché ci hanno dato una grossa mano e andiamo avanti, andremo sempre avanti adesso.